Buona domenica dal centro storico di Bassano del Grappa. Le risorse stanno lavorando per pagarci la pensione. Hashtag Zingaropoli. Questo il commento al vetriolo di Nicola Finco, capogruppo bassanese della Lega Nord al Consiglio regionale del Veneto. Un post che ha scatenato un vespaio di polemiche. Il giorno dopo il diretto interessato rincara la dose. Io non sono né populista né utilizzo termini troppo forti, dico solamente le cose come stanno, no? In Veneto si direbbe che questa è un singanamento, no? Quando vedi delle persone che sono buttate per terra senza alcun rispetto delle persone e dei luoghi dove si trovano, questi sono i termini che noi veneti utilizziamo e purtroppo Bassano si sta trasformando in questo. La frase è forte, tanti i mi piace, ma tra i commenti c'è qualcuno che si è fatto prendere la mano, esagerando. Condanno qualsiasi riferimento, qualsiasi duro attacco nei confronti delle persone. La persona ha una dignità, un rispetto, io condanno tutte le forme di razzismo. Però ovviamente certe anche affermazioni forti stanno a testimoniare anche qual è il sentimento della gente. Ormai gli italiani si sentono persone considerate di categoria non B, ma di categoria Z, quindi con poco interesse da parte dello Stato, mentre questi signori che arrivano, gran parte di loro non da territori di guerra, sono ovviamente accolti a braccia aperte dallo Stato italiano. Una foto, una situazione destinata a ripetersi perché, sostiene Finco, di sicuro su questo territorio ne arriveranno altri di migranti. La cosa che preoccupa è vedere che ultimamente il prefetto di Vicenza ha stanziato ulteriori 74 milioni per l'arrivo di nuovi profughi nei prossimi anni. Sicuramente molti arriveranno anche su questi territori e prima o poi creeranno dei seri problemi di ordine pubblico ma anche di mantenimento, perché queste risorse che oggi sono destinate a loro non sono infinite e prima o poi questa gente dovrà pur vivere di qualcosa e purtroppo i danni a breve li vedremo purtroppo sul nostro territorio.